Sardegna, formaggi chiaramente, ma quando si parla di un pecorino romano molti storcono il naso. Perché? Perché lascia pensare che non sia un prodotto tipico del nostro territorio. In realtà è chiaro che la tradizione c'è stata portata da quello che erano i produttori dell'agroalimentare laziale, però oramai parliamo di secoli. Ci troviamo quindi di fronte a un prodotto che non solo parla sardo, pur chiamandosi romano, ma è un prodotto che per il ben 95 o 97% a seconda degli anni viene prodotto esclusivamente in Sardegna. Poi un'altra identità ce l'abbiamo, senza ombra di dubbio la manodopera spesso nel Lazio o in Toscana è lo stesso manodopera sarda, ma il territorio comunque poi ci regala quello che è un'identità. Quindi quando parliamo di un pecorino romano, che come ho detto viene prodotto per il 95% o 97% in Sardegna, che ormai è una produzione secolare, ma è soprattutto un'identità per quello che in effetti i nostri pascoli riescono a regalare al latte, che poi trasformato ci regala questo formaggio che un tempo, chiaramente e veramente, era salatissimo perché era un formaggio soprattutto che serviva per confezionare dei piatti ed era quindi utilizzato come condimento vero e proprio, perché il sale era difficile anche da trovare. Però il problema è questo, che col passare degli anni chiaramente il mercato è cambiato e quindi si è andato a ingentilire questo che era la tradizione produttiva di un formaggio così salato, andando sempre maggiormente a renderlo più adatto anche come formaggio da tavola, quindi formaggio da abbinare a quello che possono essere delle composte di frutta, a delle marmellate, o a della sappa o al miele. Questi formaggi chiaramente hanno riscontrato quindi con questo modo di produzione che ha graziato la tipologia di questo formaggio, ha trovato quindi un successo poi a livello mondiale. L'America tra i primi appunto a fare un largo consumo di pecorino romano prodotto in Sardegna. È un formaggio che oggi si presenta sì sempre con una nota salata più marcata a confronto alle altre tipologie di pecorino che vengono prodotti in Sardegna, però diciamo decisamente equilibrato. È un formaggio quindi normalmente che noi troviamo più spesso a pasta bianca, però a seconda di dove viene prodotto in Sardegna, e quindi ogni pascolo ci regala una forma di pecorino romano diversa, arriviamo a trovare anche dei pecorini romani che tendenzialmente hanno una pasta gialla. Quindi ci troviamo dei formaggi che non sono più gessosi come erano magari prodotti 200 anni fa, ma bensì ci troviamo dei formaggi che hanno ancora una ricchezza di grassi interna, quindi in sostanza al momento della masticazione abbiamo una palatabilità burrosa, è un formaggio che fonde perfettamente in bocca, senza tra l'altro lasciare quello che sono i granuli fastidiosi del sale, cosa che riscontriamo poi normalmente in altri formaggi tradizionali italiani che invece spesso, se non lavorati bene, lasciano questa nota di sale. Diciamo che la tradizione casearia in Sardegna, nessuno ci può smentire su questo, è una produzione ad altissimi livelli. La Sardegna produce formaggi di pecora ormai da secoli e secoli e da tutti sono riconosciuti come dei formaggi eccellenti.